Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andiamo a Due Ville in diretta, andiamo da Daniele Garbini e da Simone Squarcina perché un pullman carico di studenti è rimasto bloccato in mezzo ai binari, la sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore, il traffico è rimasto bloccato. Andiamo da Daniele Garbini, a te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Proprio scandisco in questo momento le campane del centro di Due Ville, mezzogiorno, e quello che è alle mie spalle è il passaggio a livello di via Roma, proprio a 2 passi dal municipio, che ha causato il blocco del traffico della linea ferroviaria Vicenza Schio stamattina nell'ora di punta dei pendolari e soprattutto code sia a destra che a sinistra del passaggio a livello, proprio per questa manovra e questo incidente che è capitato, questo pullman che era pieno, ricordiamo, di studenti che andavano a scuola, pendolari che devono recarsi a scuola, che nel fare una manovra, diciamo subito, una delle sbarre era bloccata e per cui si attendeva l'intervento della manutenzione, era anche già presidiata dai carabinieri e bisognava circonnavigarla, ecco, di una manovra adesso che questo lungo pullman insomma non è riuscito a fare nel modo e nei tempi previsti, perché nel frattempo, mentre stava incrociando e stava attraversando il binario, una sbarra è scesa e ha colpito il vano motore, che ha perforato il motore. Hanno anche parlato di alcune scintille del fumo che a quel punto sarebbe uscito e questo ha creato forte allarme. Subito il pullman è stato fatto sgomberare dagli studenti e si è creato la tensione proprio perché era imminente l'arrivo del treno. Fortunatamente non c'è stato nessun incidente, nessun ferito, però tanto disagio per questa linea che è martoriata proprio da questi guasti più o meno continui, e si parla infatti di risolvere con innovazione tecnologica, l'elettrificazione. Ecco, sono argomenti che ci ha detto il sindaco, che abbiamo fatto venire proprio qui sul posto a farci raccontare quanto accaduto. Ovviamente il grande disagio, ecco, per tutti chi era al lavoro e chi soprattutto doveva recarsi a scuola. Con la dichiarazione del sindaco, per il momento da Due Ville è tutto, e in questo momento a voi la linea. C'erano già problemi, quello che è il passaggio a livello era presidiato appunto anche dalle forze dell'ordine. L'autista della corriera, poverino, perché sono corriere impegnative, ha tentato di fare una manovra che purtroppo non è riuscita, per cui è andato con la fiancata posteriore sinistra ad impattare su quello che è il sostegno praticamente del passaggio a livello. La sfortuna ha avuto che ha centrato veramente la parte del motore, è uscito tutto l'olio e la corriera si è bloccata, e questo chiaramente ha messo a disagio non solo questo passaggio a livello ma anche quello che abbiamo in via della Vicenza, che è l'altro passaggio importante che porta il traffico dentro e fuori. Questo ha comportato a questo punto proprio una coda lunga non solo sulla strada ma anche l'interruzione del servizio di ferrovia. Sì, il problema appunto è che si è bloccato completamente il traffico sull'asse Vicenza Schio. Questo è un fatto che va a ribadire quello che ormai è scritto ogni altro giorno sui media e sui giornali. Cioè, questa è una linea che ha una storia e ha un'utilità importantissima. Ci sono i politici, c'è la Confindustria, c'è la Camera di Commercio di Vicenza che sta prendendo posizione, perché dice adesso è arrivato il momento in cui veramente ci vuole chi fa l'intervento, che vuol dire elettrificare il comparto in modo che diventi una metropolitana di superficie, ma vuol dire anche poi risolvere il problema di tutti questi passaggi a livello, perché lo ricordo sono 19 da Vicenza a Schio. Qui solo a Due Ville ne abbiamo 5 e di conseguenza con i 5 che abbiamo noi ogni volta che arrivano i treni abbiamo dei problemi importanti, per cui lo sforzo che deve fare sicuramente chi amministra, chi ha la rete ferroviaria in mano, è quello di procedere con l'elettrificazione e anche la sistemazione di questi passaggi a livello. E così il sindaco di Due Ville, intervistato da Daniele Garbini, l'operatore Simone Squarcina. Vediamo un incidente che riporta il Gazzettino, un malore al volante, è successo ad Arta Terme, un 74enne si è schiantato contro un autobus ed è morto in ospedale dopo ore di agonia. Allarme ieri pomeriggio, poco prima delle 3:30, in un'azienda di via Galilei, in località Garziere, siamo sempre nel Vicentino, dove si sono registrati 2 infortuni sul lavoro. Si tratta di 2 operai che stavano moventando un bidone con l'acido nitrico, bidone che per cause in corso di accertamento si è rovesciato sversando a terra circa 300 litri di acido. I 2 operai sono rimasti ustionati
La sostanza altamente corrosiva e tossica ha reso necessario il ricovero urgente degli operai negli ospedali di Sant'Orso in codice verde e l'altro ferito a Vicenza. Ancora sugli infortuni del lavoro, i dati del Centro Studi CISL di Vicenza evidenziano nel 2025 un aumento degli incidenti e soprattutto un forte incremento di quelli mortali, particolarmente a rischio i lavoratori stranieri. Sentiamo cosa dice un esponente della CISL. 13.138 infortuni in provincia di Vicenza, un numero molto simile a quelli dell'anno precedente, al 24, dove erano poco meno di 13.100. Ci dicono che comunque sono troppi gli infortuni che avvengono nel nostro territorio. Tra l'altro di questo 13.138 infortuni, ben 18 sono stati, ahimè, infortuni mortali, contro gli 8 dell'anno precedente. In provincia di Vicenza i morti sul lavoro nel 2025 sono stati oltre il doppio dell'anno precedente. Numeri di un allarme relativo agli infortuni sul lavoro lanciato dalla CISL di Vicenza in base ai dati elaborati dal Centro Studi, che rilevano nel 2025 in provincia 13.138 gli infortuni denunciati, in leggero aumento rispetto ai 13.090 del 2024, interrompendo così la diminuzione iniziata 2 anni prima. Tra i settori più esposti quello manifatturiero, seguito dal commercio, dalle costruzioni, fenomeno degli incidenti sul lavoro per cui la CISL rilancia la necessità di formazione, mediazione culturale e ispezioni. Ci ha colpito che il 38% degli infortuni in provincia di Vicenza sono su lavoratori, avvengono a lavoratori, a cittadini, a lavoratori stranieri, che sono il 10% però degli occupati. Vuol dire che la formazione che facciamo dobbiamo assicurarsi che arrivi alla persona che la deve ricevere. Non dobbiamo accontentarci di farla, di esperire al dovere di doverla fare. Dobbiamo essere sicuri che arrivi anche con grande lavoro di mediazione culturale. Andiamo a Treviso, dove c'è polemica per i lavori ormai che durano da mesi alla stazione dei treni. Ieri c'è stato un blitz interforze nel cantiere dove dal 22 sono iniziati questi lavori di restyling. All'interno uomini in divisa in borghese, sono scattate le verifiche dei carabinieri, polizia e direzione investigativa antimafia. Carabinieri, polizia e uomini della direzione investigativa antimafia al cantiere della stazione ferroviaria di Treviso per un controllo interforze che ha visto schierato personale in divisa e in borghese. Sotto la lente degli investigatori la regolarità di opere e procedure, attenzionati i lavori e le ditte che stanno operando da ormai 4 anni in quello che è uno dei cantieri principali della città, che RFI sta portando avanti non senza difficoltà. Un blitz in un momento caldo proprio per le polemiche legate ai ritardi nella consegna dei lavori. Le forze dell'ordine sono rimaste all'interno del cantiere per circa 3 ore, ma sul fronte dell'antimafia non sarebbe emerso nulla di rilevante. Dai primi accertamenti sarebbero infatti state riscontrate solo alcune irregolarità relative alla sicurezza. E la stazione di Treviso torna al centro dell'attenzione. Una storia, quella del restyling, iniziata a giugno 2022, intervento che doveva essere ultimato nell'estate del 2025, ma così non è stato. Opera nella bufera, lavori sospesi e poi ripresi, disagi. A intervenire più volte il sindaco Mario Conte, che aveva chiesto a RFI di aumentare le maestranze per velocizzare le tempistiche. Poi l'ennesimo ostacolo, una ditta mandata via, ne è subentrata un'altra, per non parlare dei periodici allagamenti del sottopasso ferroviario. La promessa di terminare tutto per le Olimpiadi Milano-Cortina è andata disattesa e il cantiere è ancora aperto. Ultimo termine giugno 2026, ma per ora a essere stata completata è solo la piazzetta sul lato est davanti allo stabile che ospiterà il BC Park. Ora il massiccio controllo di polizia, carabinieri e DIA per andare a fondo su chi e come sta portando avanti il cantiere. Servizio di linea Paronetto, oggi in regia ci sono Tony Esposito e Edoardo Paris. Vediamo ancora sul lavoro le violazioni in materia di sicurezza con attività sospese e sanzioni per 250.000 euro da parte dei carabinieri. In agricoltura potenziati i controlli anticaporalato.
Lavoratori in nero nel vigneto, impegnati nella potatura e legatura delle viti. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno disposto l'immediata sospensione di un'azienda agricola di Volpago del Montello, in cui nel corso di un'ispezione erano impiegati dipendenti per i quali non era stato redatto il documento di valutazione rischi. Lavoratori che sono stati allontanati dal fondo agricolo. L'attività nell'ambito dell'intensificazione dei controlli anticaporalato. Nel mirino dei carabinieri anche 2 imprese edili, una di Riese e una di Susegana, sospese per gravi violazioni in materia di sicurezza. Nella seconda in particolare i militari si sono trovati davanti a degli operai a rischio caduta dall'alto mentre lavoravano su un ponteggio. Dipendente in nero scoperta in un centro massaggi cinese di Mogliano e un'altra in un bar di Pederobba. Altri controlli a Valdobbiadene, Resana, Istrana, Conegliano, Colle Umberto e Castello di Godego. Bilancio: 27 aziende fuori regola. In questa tornata di controlli le sanzioni hanno raggiunto un totale di 250.000 euro. Servizio di Lina Paronetto, e adesso sentiamo Marta Zatta un uomo che è stato ucciso dal monossido di carbonio in un appartamento a Ponte Vigo d'Arzere e lascia 6 figli, aveva 50 anni ed è ancora in gravissime condizioni il 54enne che viveva insieme alla vittima. Il gas e dopo lui dormire, qualcosa non lo sai, perché ha messo gas tanto già. Quindi si sentiva nell'aria l'odore di gas? Aria, sì, tanto. L'aria era diventata malsana in via Villa Laura, Ponte Vigo d'Arzere. Proprio qui si è consumata una tragedia silenziosa. Non si è infatti accorto di nulla, è morto nel sonno, ucciso dal monossido di carbonio sprigionato nell'appartamento che viveva con altri connazionali. Magnus Amandiogu Ineaku, 50 anni e di origine nordafricana, in Italia da oltre 20 anni, è morto ucciso dal killer silenzioso che non gli ha lasciato scampo. Tutto sarebbe nato, secondo le prime ricostruzioni, da una stufetta che usava per riscaldarsi assieme agli inquilini. L'allarme è scattato poco dopo le 20, quando un connazionale, rientrando, ha trovato l'aria irrespirabile e 2 uomini immobili a letto. Uscito in strada, ha chiesto aiuto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri. I pompieri hanno forzato l'ingresso, aerato i locali e portato all'esterno i 2 uomini. Per il 50enne libero professionista che lascia 6 figli non c'era già più nulla da fare. Resta in condizioni gravissime il collega intossicato, un 54enne anche lui di origine nordafricana, trasportato d'urgenza in ospedale, dove resta ricoverato in terapia intensiva. Saranno cruciali le prossime ore per capire quali conseguenze ha avuto l'ipossia e l'avvelenamento da monossido del sangue. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Pronto soccorso, 60 milioni ai sanitari, risorse contro la fuga del personale. E poi le nomine dei direttori della sanità, spunta la lista dei candidati super idonei, c'è pure il DG del Cardarelli e più in generale sembra che nessuno dei candidati ancora che occupano ancora il posto di direttore generale rimangano là dove sono, ci sarà un turnover. E poi Zaia che dice si riparta subito dai giochi a Roma e a Venezia, facciamo l'Olimpiade degli italiani. E adesso la cronaca nera, all'indomani dell'assalto alla ditta Orafa di Camisano Vicentino, l'amara riflessione del titolare che ha ricevuto la solidarietà dei colleghi che hanno subito assalti analoghi in ditta, un appello allo Stato rivolto da questo imprenditore perché intervenga sulla sicurezza del territorio con strumenti e risorse adeguate, è l'appello che facciamo anche noi da mesi e mesi. Ma mi sono reso conto che siamo in tanti, c'è una fila di colleghi che hanno avuto le stesse dinamiche, tra l'altro con le ruspe, con i camion, che è incredibile. Oggi sì, oggi ho capito che siamo sotto assedio. La solidarietà arrivata dai colleghi del settore Orafo all'indomani dell'assalto subito dalla ditta di Camisano Vicentino, un colpo ben congegnato in piena notte in cui i malviventi hanno bloccato le strade di accesso con dei mezzi pesanti, poi con una ruspa hanno sfondato il cancello e fatto irruzione, sottraendo all'interno i preziosi che erano esposti ma non arrivando al cavò. Parole di amarezza, quelle del titolare, per le ripercussioni non solo relative ai danni rilevanti cui far fronte, ma anche all'impatto umano. Rovesciato tanto
tanto, determinati, sapevano dove andare, hanno abbandonato un'ascia enorme perché probabilmente pensavano di rompere qualche vetrina, qualcosa. Sì, era traumatica entrare, per fortuna sono entrato io i carabinieri con i ranger che mi hanno, hanno fatto il loro lavoro sia come forza dell'ordine ma anche a livello psicologico e anche a livello umano, mi sono stati vicini. Io mi ricordo quando sono entrato devo aver abbracciato un carabiniere perché non avevo proprio la tensione altissima. Evento che rinnova la riflessione sulla sicurezza e sugli investimenti che le aziende mettono in campo all'interno delle loro strutture. Preoccupazione condivisa da diverse aziende operanti nel settore orafo, espressa anche da Onorio Zen, presidente della categoria orafi della Confartigianato di Bassano e membro della Consulta di Vicenza, la cui azienda era stata presa di mira qualche giorno fa. Da cui l'appello perché lo Stato intervenga a tutela del sistema produttivo con strumenti, risorse e organici. Io devo vivere su un posto sicuro, posso dare tutta la sicurezza che voglio, ma se hanno paura di venire a lavorare qui, hanno paura di uscire la sera, hanno paura di entrare la mattina, cioè questo è difficile, non posso dargli questa sicurezza. Io ho dovuto tranquillizzarli oggi, ho dovuto dirgli guarda che mettiamo i fumogeni, oggi installiamo i fumogeni, domani mettiamo i pilastri per bloccare le gru, dopodomani mettiamo altri sensori, mettiamo altre telecamere, abbiamo una guardia armata. Ma quanto costa tutto questo? Che costi dobbiamo sopportare? È troppo difficile. Certo che arriva l'appello al governo, allo Stato, facciamo qualcosa, un missile in meno da qualche parte e un po' di protezione in più per le aziende. Parlavamo ieri della legge elettorale, no? Adesso faranno un'altra legge senza le preferenze. Cosa significa? Che i parlamentari sono svincolati dal territorio perché sono scelti dalle segreterie dei partiti e non da noi. Per cui questo appello dell'imprenditore che arriva a parlamentari veneti che non sono stati eletti dai veneti ma sono stati nominati dai loro segretari di partito rimane inevaso. Ecco, questo è il risultato della mancanza di collegamento tra elettore e rappresentanti in Parlamento. Sentiamo sulla mancanza di sicurezza nel nostro territorio Marco De Blasis del Movimento 5 Stelle ieri sera a Focus. Prerogativa dei governi di centrodestra, infatti la situazione attuale in qualche modo rispecchia una mancanza plastica clamorosa su quello che è il presidio del territorio, soprattutto nelle zone ricche come le nostre, dove è più facile assaltare le ville, dove c'è un ambiente urbano che anche se ben si presta a fare questo tipo di furti. Ora, qui io so che sembra banale, no, chiamare l'esercito, però adesso senza arrivare a queste situazioni, visto che ormai insomma qualche missile in meno, non l'ho detto io ma lo ha detto chi rappresenta anche insomma questo governo e lo sostiene, io dico che qui qualcosa bisogna assolutamente fare, perché non è possibile, ho sentito parlare di ronde prima, di nuovo con queste ronde. Allora, quando un cittadino o un sindaco è costretto a dover provvedere alla propria sicurezza, lo Stato ha fallito. Lo Stato ha fallito, perché non può un cittadino armarsi per potersi difendere. Lo può fare, lo farà in America, non lo so, ma nel nostro paese non lo può fare, perché vuol dire che il governo, che lo Stato ha fallito, ha fatto un passo indietro rispetto alla sicurezza. E questo secondo me è una cosa che non possiamo assolutamente permetterci. Per cui... Allora, questo era Marco De Blasis, consigliere comunale ad Oderzo per il Movimento 5 Stelle. Adesso andiamo in diretta a Chioggia da Ilaria Marchiori e dall'operatore Sandro Ponchio, perché una tredicenne purtroppo colpita da infarto si trova in terapia intensiva. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio di fronte alla scuola media dove è avvenuto il fatto lunedì sera, nello specifico in palestra al termine dell'allenamento di pallavolo. Però vorrei aprire questo collegamento dando invece una buona notizia, perché mentre eravamo qui in attesa è arrivato proprio il compagno della mamma di questa ragazzina di 13 anni, eccoci qui, Simone, che ci può aggiornare sulle condizioni di Martina. Allora, come sta? Allora Martina sta meglio, ringraziando Dio, e stanno appunto facendo tutti gli accertamenti, tutti gli esami, però è fuori pericolo di vita, e questo grazie ovviamente ai soccorsi tempestivi dello staff tecnico, dell'allenatore e i collaboratori, che
hanno letteralmente, io mi sento di dire, poi non so se sia vero nello specifico medico, però secondo me l'intervento rapido ha salvato la vita di Martina, perché proprio loro hanno avuto prontezza nel attivare, ecco, tutto il sistema fra massaggio cardiaco e defibrillatore, eccetera eccetera. Hanno salvato la vita di Martina, ecco. Adesso le ultime notizie che ho sono quelle che Martina sta meglio, è fuori pericolo. È stata stubata anche? Questo non glielo so dire al momento. Questa sera andrò a trovarla e andrò a trovare che c'è sempre sua mamma, che non si è staccata un momento da lei. Andrò a trovarle e avremo maggiori notizie. Ecco, vi è arrivata tantissima solidarietà dalle compagne di pallavolo, compagne di classe, insomma la società sportiva in questi giorni, tutti vicini a Martina. Sì, da subito, immediatamente il presidente della società è venuto in pronto soccorso, ci ha messo a disposizione, ecco, si è messo a disposizione per qualsiasi cosa, e le compagne di classe, le amiche, le compagne di squadra, tutti, la città, ecco, molti messaggi sono arrivati alla mamma da parte di tutti, e fa molto piacere, ecco, in queste situazioni si capisce davvero che se fai del bene ti torna del bene, ecco. Ecco, direttore, avete sentito, se non fosse stato per la tempestività e la prontezza dell'allenatore e dei suoi collaboratori, probabilmente la situazione poteva anche avere un epilogo diverso, ben peggiore. Qui insieme a noi c'è proprio Matteo Bivi, l'allenatore che è intervenuto tempestivamente, sangue freddo, lei subito con il massaggio cardiaco. Allora subito no, perché il primo impatto pensavo a un malessere normale, un calo di zuccheri. All'inizio io l'ho bagnato anche la fronte, ma quando ho visto che gli occhi erano girati, la posizione della faccia era rigida, e lì a quel punto con Bruno e Paolo, gli altri miei assistenti, abbiamo deciso di passare. Io ho cominciato a fare il massaggio cardiaco. Paolo è andato a prendere il defibrillatore, dopo Bruno ha sistemato il defibrillatore alla bimba, a Martina, e tanto io ero sempre lì che facevo il massaggio cardiaco. Eravamo in 3, è successo alla fine dell'allenamento, eravamo in 3, c'erano le mamme che c'erano lì, hanno chiamato l'ambulanza. Se capita magari fuori che sei da solo, o in palestra magari non sono mai da solo, però può capitare. Gestire una cosa del genere non penso che sia facile per tutti, se non sei abituato a farle. Lei non ha mai mollato, lei fino a che non è arrivato il defibrillatore, poi anche con l'arrivo dei soccorsi, lei è sempre stato determinato. Cosa provava in quel momento? Niente, provavo che non la guardavo in faccia e non volevo lasciarla andare via. Mi è passato per pensiero, non so perché mi è passato per il pensiero Alfredino, non so se uno si ricorda, che è il ragazzino che è caduto sul pozzo artesiano, che sei lì per prenderlo, per salvarlo e non ci riesci. Lei lo stesso, sei là, magari ma bastava un attimo, qualcosa che non riusciva a salvarla. E dentro di me pensavo: no Martina, no morirmi qua sotto, no Martina, no resistere, però qualcuno lassù, chi per esso, ha fatto che succede in palestra, ha fatto che tutti e 3 abbiamo avuto il sangue freddo di capire la situazione, anche se il mio pensiero era solo quello di aver capito che il momento tardi che avesse avuto problemi al cervello, cioè che il secondo in più invece abbiamo avuto la notizia che l'intervento è stato tempestivo, perciò meglio così, dai. Ecco, ovviamente ripercorrere questi momenti sia dalle parole di Matteo che da Simone che ascolta, potete immaginare quanto possano essere toccanti, perché l'ho vista insomma commossa. Sì, io mi commuovo ancora, perché ripeto, la prontezza che hanno avuto tutti e 3 i collaboratori è stata determinante. Io quando sono arrivato insieme all'ambulanza e ho riconosciuto la posizione in campo di Martina e ho capito che era lei,
mai mi sarei aspettato di trovare lei. Ecco, la mamma mi ha chiamato disperata, vieni subito in palestra. Io sono arrivato pensando a qualsiasi cosa, ma non a qualcosa fosse successo a Martina. E appena sono entrato in palestra di corsa ho riconosciuto la posizione della bambina, ho riconosciuto le scarpe, poi ho fatto qualche metro in più, ho visto lei a terra e è un'immagine che non te la toglie nessuno. Quindi capisco Matteo, l'ho chiamato subito il giorno dopo, la mattina dopo, per ringraziarlo e per farlo stare tranquillo, perché proprio quell'immagine lì non te la toglie nessuno. E immagino come si senta la mamma, la capisco, anche se non sono il padre, io ho 2 bambine anche io, però posso capire il dolore, sì. Quindi ogni volta che si parla di Martina ti viene, non puoi non commuoverti, ecco. Certo, lo comprendiamo tutti. Fortunatamente l'intervento tempestivo sicuramente è stato vitale e di enorme aiuto per Martina, che speriamo di incontrare quando starà meglio, no? Nelle prossime settimane, nel prossimo mese magari le chiederemo anche che cosa ha da dire, cosa si sente di dire. Io ringrazio molto Simone e Matteo, ricordo che il sindaco Armelao ha deciso di dare un encomio proprio a Matteo, Bruno e Paolo per il loro intervento, per aver salvato la vita a Martina, o comunque aver contribuito sostanzialmente a farlo. Qui da Chioggia restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio. Vediamo, purtroppo invece non c'è stato niente da fare per un uomo che è morto durante l'allenamento con gli amatori e per un malore, aveva 53 anni, Paolo Sciarrillo. Ieri sera si stava allenando sul campo di via Don Pastega Varago di Macerata sul Piave con i compagni di squadra che hanno fatto di tutto per rianimarlo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Cafoncello di Treviso, ma ogni tentativo di salvargli la vita poi è risultato vano. Ancora la cronaca, quinto locale chiuso dalla polizia in 3 settimane a Padova, questa volta tocca ad un circolo privato, teatro di una violenta rissa. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha chiuso per 60 giorni il circolo Grindhouse di via Longhin, teatro di violenze nel fine settimana. Domenica, verso le 13, le volanti della questura erano intervenute nel circolo privato, allertati da un avventore che riferiva di un'aggressione in atto all'interno del parcheggio antistante il locale da parte di 2 individui nei confronti del titolare e di un altro frequentatore. Dalle prime informazioni acquisite sul posto, i 2 soggetti responsabili delle condotte violente sarebbero soci abituali del circolo e già al loro arrivo, alle 10 di mattina, avevano manifestato atteggiamenti molesti, aggressivi e provocatori nei confronti degli altri partecipanti all'evento musicale organizzato quella mattina. Al che il titolare ha cercato di allontanare i 2 dal locale, che continuavano però nel parcheggio ad avere comportamenti violenti. I 2 sono dati alla fuga prima dell'arrivo dei poliziotti. Servizio di Francesco Ratai. Adesso andiamo a Ospedaletto Euganeo, che è il paese di una delle 3 suore uccise in Burundi nel 2014. Ieri a Parma è stato arrestato un 50enne che è presunto responsabile della strage. Andiamo da Chiara Gaiani, a te Chiara, con Federico Cibotto per la parte tecnica. Direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ringraziamo Fabio Vigato, che è il sindaco di Ospedaletto Euganeo. L'arresto avvenuto ieri a Parma ha riaperto nel paese d'origine di Suor Bernadetta Boggian, una delle 3 suore uccise con le consorelle Suor Olga Raschietti e Suor Lucia Pulici nel 2014, per la precisione a settembre del 2014. Allora, prima di sentire il sindaco, io riproporrei il servizio in cui si racconta proprio quanto è avvenuto nella giornata di ieri e l'arresto di un 50enne originario del Burundi avvenuto a Parma e accusato della strage compiuta. Si sarebbero rifiutate di portare medicinali alle milizie burundesi che operavano in Congo. Per questo il 7 settembre 2014 in Burundi sarebbero state uccise 3 missionarie saveriane italiane.
Tra loro la suora vicentina Olga Raschietti, 83 anni, di Montecchio Maggiore, e la padovana Bernadetta Boggian, di 79. Ieri mattina i carabinieri di Parma hanno arrestato su ordine di custodia Ghelama Arushimana, 50 anni, originario del Burundi, che dal 2015 vive nel capoluogo parmense. Con suor Raschietti e Boggian morì la consorella Lucia Pulici, 75enne. Un massacro avvenuto a Kamenge, quartiere della capitale Bujumbura, nella parrocchia dove le religiose assistevano giovani e poveri. Secondo la ricostruzione dell'epoca, suor Olga e suor Lucia furono sgozzate il 7 settembre. Suor Bernadetta venne uccisa poche ore dopo, a rientro dall'aeroporto. Si parlò per il movente anche di una possibile rapina. Un mistero lungo 10 anni e mezzo, fino a ieri, quando il procuratore capo di Parma, Alfonso Davino, ai cronisti ha spiegato che Guillaume avrebbe fatto da tramite tra il mandante, il capo della polizia segreta e l'ideatore del triplice omicidio. Alle suore sarebbe stato chiesto di aiutare le milizie del Burundi e di fronte al loro rifiuto l'indagato lo avrebbe riferito al capo della polizia segreta, che avrebbe ordinato la terribile punizione. Quindi Guillaume avrebbe partecipato a riunioni preparatorie e organizzative dell'orrendo epilogo, avrebbe eseguito fotografie per gli esecutori, procurato loro le vesti da chierichetti, messo a disposizione la sua auto per il trasporto degli assassini e, secondo alcune testimonianze, l'avrebbe pure guidata. Insomma, l'omicidio, ha spiegato il procuratore di Parma, sarebbe stato deciso dalla polizia segreta, con cui Guillaume avrebbe collaborato. Ecco, avete sentito quanto accaduto nella giornata di ieri. Alle mie spalle vedete questa targa, perché la via che collega la parte, diciamo, questa piazza al centro parrocchiale di Ospedaletto Ganeo già nel 2015 è stata intitolata a suor Bernadetta Boggian, sindaco. Lei non conosceva direttamente la suora, ma quando c'è una missionaria all'interno di un paese c'è il sostegno di tutta una comunità, anche i suoi familiari la conoscevano, le erano vicine, era grande l'affetto che legava Ospedaletto a suor Bernadetta. Assolutamente, una comunità che si è sempre stretta attorno al lavoro della missionaria di suor Bernadetta. L'arresto di ieri riapre una ferita ancora viva e la nostra comunità, come dicevo, si è sempre prodigata per aiutarla nella missione. Negli anni sono state fatte anche attività di solidarietà e raccolte fondi, addirittura nel 2008 sono stati inviati i soldi per poter realizzare un acquedotto nella missione del Burundi, quindi questo era un segnale forte appunto della vicinanza del nostro paese, della nostra comunità a suor Bernadetta. Ecco, il tragico omicidio e anche le modalità avevano, penso, colpito tutti. Ieri questa notizia vi ha suscitato un'idea, quella che forse potrebbe avviarsi una causa di beatificazione di suor Bernadetta. Crediamo che lo possa meritare e ci impegneremo con chi di dovere, quindi con le parrocchie, per vedere se c'è la possibilità di avviare la causa di beatificazione. Per le modalità in cui è successo tutto quanto e per la vita comunque che ha avuto e l'impegno che ha profuso, credo che lo meriti. Ecco, una donna che ha lavorato tantissimo per le donne in Africa, davvero un grande esempio questa missionaria. Assolutamente sì, al giorno d'oggi abbiamo bisogno di questi esempi. Purtroppo la fine tragica ci ha privato di una persona importante, di 3 persone che hanno dedicato la vita agli altri, un esempio grande per tutti quanti che dovremmo tenere sempre vivo. Allora davvero grazie a Fabio Vigato, sindaco di Ospedaletto Ganeo, ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto, direttore, la linea può tornare a te. Grazie molto Chiara Gaiani e Federico Cibotto, e adesso andiamo da Cristian Arboit e da Tommaso Migotta a Macerata, perché vi dicevamo della morte di un uomo proprio sotto gli occhi dei suoi compagni durante un allenamento. A te Cristian. Sì, buongiorno direttore, da via Don Pastega. Siamo agli impianti sportivi, al campo sportivo di Barago di Macerata, dove ieri sera, poco dopo le 9, si è consumata la tragedia costata la vita a questo 53enne Paolo Sciarillo, che si stava allenando con i compagni di squadra, con gli amici, un normale allenamento, un
un momento di divertimento, di svago, di sport, di condivisione che si è trasformato presto in dramma quando il 53enne si è accasciato improvvisamente al suolo. Da lì la mobilitazione degli amici, dei compagni che erano con lui, che hanno immediatamente allertato gli operatori del SUEM 118 che sono arrivati sul posto con 2 ambulanze. Nel frattempo la centrale operativa ha indicato ai compagni di squadra, alle persone che erano sul posto, ha indicato appunto le prime manovre di emergenza, le prime manovre rianimatorie che sono state effettuate con tutta la diligenza del caso, anche attraverso il defibrillatore posizionato all'interno degli spogliatoi, però per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante la mobilitazione degli amici, dei compagni di squadra, degli operatori della SUEM 118 che hanno tentato davvero l'impossibile. L'uomo è spirato al Cafoncello verso le 11 di sera e la notizia chiaramente si è presto diffusa tra i compagni di squadra ed è calato chiaramente il gelo. Sciarillo lascia 2 figli, tra l'altro il figlio più grande, Michele, è anche lui calciatore amatoriale a Varago, nel settore diciamo così giovanile, mentre il papà militava nella categoria over 40. Sono tutti scossi gli amici, non potrebbe essere altrimenti, di Paolo Sciarillo. Ne abbiamo sentito uno in particolare, era uno dei suoi migliori amici che ha assistito ieri sera alla tragedia e che oggi davvero non si dà pace. Quindi io ti farei sentire, direttore, con Tommaso Migot le parole di Denis D'Avanzo, che conosceva Paolo Sciarillo da anni, lo aveva portato proprio qui a Varago per cimentarsi appunto nel calcio amatoriale, una passione che condividevano. Quindi ti lascio con questa testimonianza e poi ti restituisco la linea. Abbiamo perso un compagno, un fratello, perché siamo una famiglia là, e purtroppo come consuetudine ci troviamo quel paio di volte alla settimana e niente, come tutte le solite cose che si fa su una squadra, ci troviamo, ci alleniamo, ci frequentiamo, parliamo e abbiamo fatto i consueti giri di campo, ridendo e scherzando. Addirittura io con Paolo avevo scherzato 2 secondi prima e poi siamo ritrovati un po' più o meno a centrocampo per fare un po' di allungamenti assieme. E il capitano è intervenuto per parlare un attimo, come che parlava di una situazione che avevamo all'interno squadra. Mi sono girato, che è intervenuto un mio compagno, e con l'occhio ho visto Paolo praticamente appeso morto, cadere per terra. E siccome che ho vissuto già questa situazione a Treviso, che quando giocavo là mi sono precipitato subito da Paolo e ho visto che la situazione non era una delle migliori e là ci siamo mobilitati tutti, però ho visto subito la situazione che non era una delle migliori, perché Paolo non ha più dato segni di vita. I soccorsi sono arrivati immediatamente, non posso dire di no, però vedevo che quando stavo spostando le macchine per far passare l'ambulanza ho visto che quei 20 minuti sempre con il massaggio cardiaco, contatto con il SUEM per rianimare Paolo, ma Paolo non c'è più. C'era sempre la speranza, perché finché lo portano via, io ho parlato con un medico, gli ho detto subito come sta Paolo, cosa fa. La situazione è grave, molto grave, però stiamo cercando di rianimarlo. E poi la speranza era quella all'ultimo a morire, prima di sentire la brutta notizia che purtroppo ho ricevuto da suo figlio, perché loro sono molti amici miei, perché l'ho portato io a Varago, sono stato a Varago. Però quando mi sono accorto che Paolo è caduto, una brutta situazione. Non augurerei mai a nessuno di vedere una situazione del genere, perché tu perdi un fratello, un compagno di squadra che 2 secondi prima stai giocando insieme, no? Non capisco come possono succedere queste cose qua.
Adesso questa grande famiglia cercherà di supportare il figlio Michele, che tra l'altro anche lui milita negli amatori di Varago. Sì, milita con i giovani, Michele. È giovane, l'ho sentito stamattina Michele. Gli ho detto, siamo Michele, è un ragazzo giovane che ha bisogno di supporto, che ha bisogno di qualcosa sicuramente. Ci sono i familiari, i genitori, sorelle, però Michele se ha bisogno, per quel poco che possiamo fare qua, però penso che il supporto è più grande del suo papà. È commosso racconto di un amico fraterno della vittima, grazie a Christian Arboit e a Tommaso Migot per il collegamento in diretta. Vediamo adesso la condanna per omicidio stradale di una sessantenne che secondo i giudici viaggiava al doppio della velocità consentita nel tratto di strada in cui provocò la morte di una donna incinta. Era accaduto a Grantorto. Vediamo. Attenuanti riconosciute ma nessun annullamento della condanna a 3 anni e 4 mesi per omicidio stradale. Così la Corte di Cassazione a cui si era rivolta una donna di 60 anni di Piazzola sul Brenta. Era lei alla guida dell'auto che il 23 febbraio del 2019 travolse il veicolo condotto da Valentina Pigatto, 29 anni, lungo la strada provinciale Contarina a Grantorto. Un impatto violentissimo che non lasciò alcuno scampo alla giovane donna incinta che stava andando a casa del fidanzato. Secondo quanto fu rilevato dalle perizie, l'auto condotta dalla sessantenne che viaggiava con la famiglia a bordo andava a oltre 100 km/h in un tratto dove la velocità massima consentita era invece di 50 km/h. E ieri è stata una giornata infernale sulla A4, 2 incidenti provocati dalla fitta nebbia e da pare distrazione dei conducenti hanno paralizzato l'autostrada. C'è stato un ferito tra Cessalto e Noventa, a fuoco un camion con il tratto chiuso per diverse ore con code e disagi. Daniela Stizia. A4, incidente tra 2 camion nel tratto tra Cessalto e Noventa di Piave. Uno dei 2 mezzi pesanti ha preso fuoco. In un attimo l'autostrada si è trasformata in un inferno di fiamme. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco dal Veneziano e Trevigiano. Intervento immediato per scongiurare ulteriori esplosioni e soprattutto per evitare che il fuoco potesse raggiungere altri veicoli. La strada, poco dopo lo svincolo di Noventa di Piave, è stata completamente chiusa per ore, non solo per la rimozione dei mezzi, ma anche per ripristinare l'asfalto bruciato dal fuoco. Purtroppo questo è l'unico ormai tratto in cui ci sono le 2 corsie, quindi in momenti come questi in cui c'è una fitta nebbia, una distrazione e quant'altro, purtroppo bisognerebbe stare più attenti, primo io, e quindi queste poi sono le conseguenze. Camion e auto sono stati costretti ad uscire a Noventa tra code e disagi e qui è sorto un altro problema. Molti camionisti, una volta raggiunta la strada normale, si sono infilati in una provinciale a Cessalto, stretta e piena di curve, vietata ai mezzi pesanti, multe a raffica. In questo tratto solo la mattina hanno fatto 15 sanzioni questa mattina e questo è voluto perché è veramente un pericolo. Nel 2023 un'ambulanza è entrata dentro in un fossato, comunque si crea dei danni importanti anche a tutta la via e ai cittadini che abitano. C'è anche un ponte che comunque non è pensato per veicoli pesanti, essendoci divieto, e quindi dobbiamo attenzionarla subito quando succedono incidenti del genere. Altro incidente sempre nella mattinata tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. In questo caso sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti, tra cui una cisterna di gas fortunatamente vuota. Una persona è rimasta ferita. Il pensiero è andato immediatamente ai lavori per la terza corsia. I lavori, come abbiamo visto, sono stati finanziati, non sono certo i lavori che avremo la terza corsia domani, perché sono lavori difficili e quant'altro. Stanno andando avanti purtroppo a rilento anche i sovrappassi autostradali, che sono, vi ricordo che in questo tratto sono ben 10, e quindi un lavoro estremamente oneroso per Autostrade Alto Adriatico e il commissario, a cui va il mio ringraziamento, perché la volontà e le risorse ci sono, purtroppo i tempi tecnici non sono quelli che vogliamo.
Abbiamo visto ieri l'incidente stradale accaduto in Viale delle Fosse a Bassano del Grappa. Il giovane investito sulle strisce pedonali è stato portato in ospedale in codice giallo, un episodio che torna ad accendere i riflettori sulla pericolosità di quel viale. Bassano del Grappa, 2 gennaio 2026, 2 pedoni, 2 giovani amici vengono investiti in Viale delle Fosse. Pochi giorni dopo, è il 20 gennaio, altro incidente, sempre in Viale delle Fosse, una ragazza viene travolta mentre passa sulle strisce pedonali. 25 febbraio, ancora una volta è un giovane a rimanere ferito, stesso viale, stessa dinamica. Attraversare questa strada a Bassano può essere molto pericoloso e la cronaca ci racconta che si può anche rischiare la vita. Corre, guarda come corre forte. E poi se succede bisogna stare attenti anche noi. Io che guido ho sempre il terrore perché purtroppo ci sono persone che anche attraversano con il cellulare in mano, parlano senza guardare. Controllo sempre e vedo un po' anche con la coda dell'occhio le macchine così, quindi non è che perché ci sono le strisce mi sento sicurissimo. La gente non si sente sicura, le strisce pedonali a volte non sono sufficienti a garantire l'attraversamento della strada in sicurezza. Il rischio di essere investiti è sempre molto alto, va meglio invece se c'è il semaforo. Anche sì, si fermerebbero di più, non al momento in cui passi solamente. Viale delle Fosse è sicuramente un punto nero della viabilità cittadina. L'incidente di ieri pomeriggio nell'ora di punta è un'ulteriore conferma che si tratta di un problema molto serio da affrontare e in tempi rapidi. E proprio in questi giorni stiamo pensando di fare un nuovo piano della mobilità proprio per identificare anche quei punti critici come questo passaggio pedonale, per magari intensificare la sicurezza con un semaforo a chiamata oppure per trovare le migliori soluzioni per da una parte alleggerire il traffico e dall'altra mettere in sicurezza i pedoni. Restiamo a Bassano del Grappa per l'assemblea, il servizio era di Monica Smidel, dicevo restiamo lì a Bassano per l'assemblea studentesca del liceo Brocchi dove si è parlato di bullismo, disabilità e discriminazioni con l'apporto di un grande DJ che è Luca Lapo e c'erano per noi Vanessa Banzatto e Andrea Benetti. Vediamo, sentiamo. CMP Arena di Bassano del Grappa, i ragazzi e le ragazze del liceo Brocchi hanno incontrato DJ Lucky Luchetta, Luca Lapo, conosciutissimo da tutti, ha portato la sua esperienza di vita nella lotta all'abbattimento delle discriminazioni, nella lotta al bullismo, nella lotta alle diversità. DJ Luchetta, com'è stato questo incontro con i ragazzi e le ragazze? Beh, questo incontro è stato veramente straordinario, infatti è nato per scherzo perché inizialmente con il professore Paolo Ambrosi si parlava di fare un appuntamento con 2 o 3 classi che voleva coinvolgere per fare questa cosa qua. Poi ha pensato che la tematica mia che è forte, poi ha visto anche quello che facevo, ha detto ma perché non organizziamo una cosa più grande, fare una bella assemblea d'istituto in qualche palazzetto che secondo me potrebbe essere una cosa bella, ma soprattutto per trasmettere il messaggio ai giovani che la disabilità va vista in maniera diversa, non come solidarietà ma anche come risorsa, soprattutto da valorizzare per quello che fanno e non spesso giudicati solamente per l'aspetto come vengono visti, perché quello che dico io, noi disabili abbiamo bisogno non di un sostentamento economico ma di essere valorizzati, di essere accettati, perché nella vita è più importante essere integrato a volte che avere qualche soldo in più. Nella vita i soldi non sono tutto. Purtroppo sono ancora tante le difficoltà che incontrano le persone con disabilità, a cominciare proprio da uno scalino troppo alto, le famose barriere architettoniche che creano parecchi disagi. Beh, è vero che le barriere architettoniche è un problema molto diffuso ultimamente, ma come dico io, i comuni ne sono a corrente, utilizzano il piano PEBA, che sarebbe un piano praticamente per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che spesso viene utilizzato anche in maniera errata, perché come io vivo spesso la quotidianità, mi sono accorto che in alcuni bagni pubblici, nel mio caso esplicitamente, il bagno è più alto rispetto alle capacità che io ho per utilizzare. Io infatti vado meglio sui bagni che c'erano 20 anni fa e questo problema qua
parlando con molti disabili, hanno le stesse difficoltà anche coloro che utilizzano la carrozzina, che entrano nel bagno, a volte non riescono a salire e fare quello che necessitano. Dunque tante volte, secondo me, prima di utilizzare il PEBA e fare determinati lavori che si potrebbero fare anche a prezzi più costi, in maniera più facile, è quella di parlare, di mettersi in contatto in maniera diretta con varie persone che hanno problemi per capire le esigenze, perché la parola disabilità è un tema molto ampio. Ogni problema ha le sue necessità e non siamo tutti uguali, dunque bisogna trovare una soluzione che vada bene con uno e l'altra parte, perché come dico io siamo tutti uguali ma tutti diversi. Lei si è affrancato anche grazie alla sua musica, la musica è stata la sua grande passione ed è diventata anche un po' il suo stile di vita. Tra un po' comincerò a fare musica per i ragazzi, perché voglio fare capire loro che nella vita siamo tutti uguali e che anche la musica da parte mia può trasmettere delle emozioni e far capire che la disabilità è anche essere integrato e che le persone disabili sono come gli altri, cioè possono fare qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi tipo di attività. Lei diceva, io alla diversità, alla discriminazione gliela suono. Esattamente, la discriminazione la suono, infatti come dico sempre io non mi sono mai sentito disabile e odio il pietosismo. Io mi sento e mi vedo disabile solo quando mi guardo allo specchio, però la mia vita, devo dire la verità, è estremamente normale e che voglio far trasmettere ai ragazzi che noi siamo un tutt'uno e che loro devono vedere la disabilità in maniera diversa. Grandissimo Luca Lapo, DJ Lucchetta, che è spesso ospite di Focus e che salutiamo. Grazie anche a Vanessa Banzatto e al nostro operatore che ha seguito questo evento. Vediamo prima di altre notizie un titolo dal giornale di Vicenza. Una coppia ritrova e consegna uno zaino contenente oltre 1.500 euro. Il ritrovamento all'interno del cimitero. La proprietaria rintracciata poco dopo dai militari. Gesti rari ed encomiabili. Invece uno spacciatore è stato arrestato sempre a Vicenza dalla polizia, ma questa volta grazie ad una app, la app YouPol. È bastato l'uso di un telefono cellulare e la prontezza di un cittadino per incastrare un giovane ventenne tunisino che qui nei giardini pubblici di Viale Europa stava nascondendo della droga. Il giovane poi è stato riconosciuto anche come autore di un altro reato. Il giovane è stato ripreso da un cittadino tramite il cellulare mentre nascondeva lo stupefacente e il video è stato inviato in tempo reale alla questura tramite l'applicazione YouPol. Nel giro di pochissimo tempo una pattuglia della polizia è arrivata sul posto, fermando e perquisendo il ventenne, regolare in Italia ma con precedenti a proprio carico. Con sé aveva hashish e cocaina, oltre a 200 euro in contanti. Durante l'identificazione è stato riconosciuto come l'autore di un'aggressione avvenuta sabato scorso in Viale Milano ai danni di un uomo colpito con dello spray al peperoncino. L'identità è stata confermata anche dal fatto che il ventenne portasse in braccio in entrambe le occasioni un cucciolo di pitbull. Oltre alla denuncia per spaccio di stupefacenti e maltrattamento di animali, il tunisino è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento della camera di sicurezza in cui era stato posto dopo l'arresto. Ora si trova in carcere, mentre il cane è stato affidato alla sua compagna. Servizio di Mirko Cavallin e sono 87 gli anni dalla loro fondazione. I Vigili del Fuoco hanno festeggiato oggi l'anniversario. Da Belluno Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi. Comandante, 87 anni dalla fondazione, 87 anni che raccontano che cosa? 87 anni di un percorso che vede dall'esperienza dei civici pompieri, quindi da realtà di corpi comunali, ciascuno dotati di proprie attrezzature e di propria formazione, e un convergere al corpo nazionale che assume nome di Vigili del Fuoco, che unifica le attrezzature, l'addestramento, le procedure,
con l'obiettivo di costruire una potente macchina di soccorso che, a fronte di eventi anche catastrofici come i terremoti e le alluvioni, possa intervenire rapidamente in forze con un solo atto di mobilitazione che proviene dal centro operativo nazionale. Lei ha parlato di una struttura nazionale, addestramenti comuni, però qui siamo in un territorio che ha delle peculiarità. Essere vigili del fuoco a Belluno vuol dire occuparsi soprattutto di che cosa? Nelle montagne noi abbiamo la presenza naturalmente di tutti gli elementi che sono, come dire, la gravità, e quindi legata alla gravità il rischio delle frane, il dissesto idrogeologico, il riscaldamento climatico che la scorsa estate è stato sostanzialmente la causa prima di quei fenomeni che abbiamo avuto a Borca di Cadore e a Santo Stefano di Cadore, perché noi abbiamo con le montagne enorme quantità di materiale che con l'andare del tempo chiaramente diventa comminuto, e con il riscaldamento globale e l'intensificarsi delle precipitazioni abbiamo che si combinano la forza di gravità, la forza dell'acqua, e quindi si possono generare fenomeni anche importanti che vanno a coinvolgere le infrastrutture di questo territorio, e questo è un altro elemento, nel senso che la rete viaria è una rete che chiaramente sale sulle montagne, e quindi abbiamo sostanzialmente tutte strade di fondovalle, e quindi la chiusura di un ramo stradale comporta la necessità di fare giri enormi. Senta, questa festa è baciata da un sole bellissimo, siamo in un piazzale con un clima primaverile, però siamo in febbraio. Preoccupa la neve in montagna? Beh, allora, diciamo che il rischio di valanghe è un elemento che viene valutato, e in conformità al valore di rischio che c'è vengono presi provvedimenti. Il provvedimento principe in questo senso è giustamente e doverosamente l'evitare di esporsi al rischio. Le campagne della protezione civile che denominano Io non rischio sono proprio orientate alla consapevolezza che ci sono condizioni in cui cimentarsi in un hobby è un momento di inserirsi nella natura, e ci sono momenti in cui cimentare il proprio hobby vuol dire andare a ficcarsi nel bel mezzo di una situazione pericolosa. Il riscaldamento globale in questo senso è un dato di fatto. Noi dovremmo adeguare i nostri comportamenti, lo dico non tanto come soccorritore ma quanto come cittadino, per tenere nel debito conto che una previsione atmosferica che mi dice che un giorno ci possono essere piogge intense deve mettermi in condizione di valutare bene i percorsi che farò. Gli 87 anni dei Vigili del Fuoco, grazie a Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi. Andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo subito. La politica con la giunta regionale del Veneto, che su proposta dell'assessore alla sanità Gino Gerosa ha approvato la delibera che definisce il riparto delle risorse e gli indirizzi applicativi per l'attribuzione dell'indennità di pronto soccorso al personale del comparto sanità operante nei servizi dell'emergenza urgenza. L'annuncio del presidente del Veneto, Alberto Stefani, si tratta di 60 milioni di euro. Oltre 60 milioni di euro dedicati al personale delle emergenze di pronto soccorso, 2.000 infermieri, 800 personale sociosanitario, oltre 400 autisti di mezzi di soccorso avranno un contributo che partirà anche retroattivamente dal 2023, un riconoscimento importante che la Regione del Veneto, grazie a una delibera di giunta, ha permesso di sbloccare, e siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo a chi tutti i giorni è al fronte dell'emergenza. E rivediamo lo scontro in aula in Consiglio regionale tra il Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e l'esponente del Consiglio regionale del PD Jonathan Montanariello sulle riprese per i social fatte all'interno dell'aula. Sentiamo.
Io ero rimasto che per allora l'ingresso in aula lo possono fare consiglieri, assessori o dirigenti in caso di provvedimenti. Per le riprese c'è la struttura. Siccome vedo che c'è anche gente che non fa parte della struttura grafica della Regione, come funziona? Ognuno di noi può far venire in aula il proprio assistente che gli fa foto e video? C'è stato un cambio dell'ufficio di presidenza su qualche delibera? Le chiedo perché, insomma, vedo che qualcuno si fa venire il suo consigliere a farsi il video che viene più bello delle telecamere ufficiali sul web. Se è previsto, anche io chiederei ai miei di entrare. È iniziato così durante una seduta del Consiglio regionale il botta risposta tra Montanariello e il presidente Zaia, nato dal fatto che il consigliere Dem abbia contestato la presenza di addetti esterni alla struttura, evidenziando come Zaia sembrasse non conoscere il regolamento che invece ne vieta la presenza. Recepisco l'osservazione, la tratteremo in ufficio di presidenza e daremo una regola per tutti. No, Presidente, non ha capito che c'è già una regola. Forse non ho dono da chiarezza, ho detto che ho capito. Sì, però se ha capito e mi dice che faremo una regola per tutti vuol dire che ha fatto finta di capire. Io le sto dicendo, se ha capito le chiedo a lei, al segretario generale, l'applicazione di regolamento e statuto in materia. Io non ho letto il regolamento. Non sono bravo come te. No, Presidente, invece guardi, la differenza tra me e lei è che io posso non leggerlo, ma lei che è Presidente del Consiglio e ci spiega come funziona lo dovrebbe leggere prima degli altri. Alla fine il colorito dibattito si è concluso con l'applicazione del regolamento da parte del Presidente Zaia, che vieta di fatto le riprese social in aula. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. I commessi sono incaricati a vigilare sull'osservazione dei regolamenti e provvedere su ordine del Presidente all'allontanamento di chiunque abbia turbato l'ordine. Il Presidente, per favore, nel caso di disordini può altresì ordinare lo sgombero dei settori riservati al pubblico. Bene, applichiamo il regolamento. Penso ci sia altro da aggiungere. E così, insomma, così è andata in aula del Consiglio regionale. Adesso vediamo il caso Django, che continua a mettere in difficoltà a Treviso la maggioranza di Casugana. Tra il sindaco Mario Conte e l'avvocato meloniano Fabio Crea si è creato un vero e proprio solco. Sentiamo. Ha detto di non essere disponibile perché non mi riconosce come interlocutore, ma se non mi riconosce come interlocutore allora non comprendo perché ogni volta che faccio qualche commento, qualche considerazione anche di natura tecnica, come era quella relativa alla proroga tecnica sul Django, abbia motivo di attaccarmi. Il caso Django è la prova del 9, quella che certifica una distanza ormai siderale tra l'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, e il sindaco leghista di Treviso Mario Conte. Non passa giorno ormai senza una stoccata. L'ultimo atto è il guanto di sfida che Crea ha lanciato al primo cittadino, invitandolo a un confronto pubblico sulla proroga degli spazi all'ex caserma Piave. Automatismo obbligato per Conte, atto discrezionale per l'avvocato. Confronto pubblico che comunque non ci sarà. Il sindaco ha declinato l'invito dicendo di preferire semmai gli organi ufficiali di Fratelli d'Italia, aggiungendo come tra Crea e gli esponenti meloniani in giunta, Vettoretti e Sernagiotto, i rapporti siano pessimi, eppure con il capogruppo in consiglio comunale Guido Bertolazzi. Se lo fa facendo riferimento a me, peraltro, come qualcuno che manovra una parte di Fratelli d'Italia, allora mi legittima da un punto di vista politico all'interlocuzione. Quindi o sono o non sono interlocutore, se non lo sono un libero cittadino e un tecnico che fa delle sue valutazioni. Valutazioni che restano tranchant, con il fronte che chiaramente non è soltanto interno. Lo stesso Django ha già detto chiaro e tondo che dall'ex caserma non se ne andrà nemmeno dopo la scadenza della proroga nell'aprile 2028. Sul punto, sui propri canali social, va all'attacco il comitato Prima i Trevigiani. Questo è un atto prepotente contro non solo il comune di Treviso, ma contro tutti i cittadini di Treviso. Comitato che poi si rivolge nuovamente a Mario Conte definendo timido il suo approccio proprio nei confronti di Django. Non siamo soddisfatti delle timide affermazioni delle ultime interviste, dove si parla sì di un'assegnazione al progetto Abitare Treviso, ma non direttamente di quello spazio.
Servizio di Christian Arboit. Adesso sentiamo Eddie Kaliman sul caso di Beatrice Venezzi e sull'audizione del sovrintendente Colabianchi in Consiglio regionale, che ha lamentato una carenza di risorse per la Fenice. Abbiamo già detto tanto, troppo, forse meglio non insistere. Nessun commento sulle ultime questioni relative alla nomina di Beatrice Venezzi dal sovrintendente del teatro La Fenice, non un commento sull'arrivo toccata e fuga al carcere femminile della Giudecca, nemmeno sul continuo volantinaggio di protesta degli orchestrali e non solo. Visto che la problematica sta continuando con toni anche sempre più accesi e non si accenna a vedere un risultato, abbiamo pensato di costituirci formalmente e dare concretamente il nostro contributo per far capire che ci siamo, che il pubblico c'è. Si è costituito infatti a fine gennaio Fenice Viva, un vero e proprio comitato formato anche da cittadini che oggi ha raggiunto circa i 300 iscritti. Questa forma di resistenza culturale collettiva, io in tanti anni comunque che seguo il teatro, non l'avevo mai vista. Quando abbiamo volantinato, moltissime persone straniere erano a conoscenza di questa questione. Si è molto allargato perché io ritengo che quella che gli orchestrali, ma tutte le lavoratrici e i lavoratori del teatro stanno compiendo sia davvero una grande battaglia di civiltà. Ed è diventata una battaglia di civiltà per la dignità del lavoro. Desideriamo continuare a dare il nostro sostegno con delle azioni come il volantinaggio e altre che abbiamo in previsione di fare. E altre manifestazioni sia fuori che anche all'interno del teatro che coinvolgeranno anche delle realtà culturali cittadine e non solo. E se da un lato continuano le forme di protesta, dall'altro il sovrintendente è stato ricevuto in Commissione Cultura in Consiglio regionale, dove ha denunciato il calo drastico del finanziamento al teatro di oltre il 70%, passato da 2 milioni a 600.000 euro. Non era assolutamente un attacco politico alla Regione Veneto, il mio era soltanto un appello per ricordare che la cultura è un investimento e infatti un euro investito nell'attività del teatro ne genera quasi 4, quindi questo era il messaggio. E vediamo la protesta del sindaco di Mira, Dori, che lamenta la mancanza di ristori per l'alluvione del 2025. Ricordo che il Comune di Venezia è un po' il capofila di questo e il sindaco Brugnaro sta cercando di ottenere risposte dalla Regione, ma anche non solo. E quindi c'è la rete dei comuni, la rete istituzionale, poi ci sono i cittadini. Ecco, noi dobbiamo continuare a fare squadra per il territorio perché altrimenti Roma non ci ascolta. Il primo cittadino di Mira, Marco Dori, conta anche sull'intervento e sulle pressioni politiche del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per sbloccare fondi e risposte da Roma in merito ai ristori mai giunti dal governo per i danni dell'alluvione di 6 mesi fa. Agosto dell'anno scorso c'è stata una grande alluvione. Il Comune di Mira ne è stato l'epicentro, ma come Mira, Venezia, Spinea, Mirano, poi il Cavallino e quant'altro. E la Regione aveva attivato la procedura per il riconoscimento dell'emergenza nazionale. Doccia fredda di questi giorni, in realtà da Roma hanno detto che non è successo niente, che quindi non ci spetta nulla. E la polemica diventa muro contro muro, così anche Andrea Martella, candidato sindaco per Venezia del centro-sinistra. Il mancato riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per gli eventi del 21 agosto del 2025 è una notizia grave perché rischia di lasciare soli cittadini e imprese che hanno subito dei danni. Da Mira, a pochi giorni dalla scadenza del bando pubblico del 28 febbraio per le domande di richiesta di contributo per interventi di prevenzione e protezione idraulica, il sindaco Dori alza il livello dello scontro. Per questo ho anche detto nel 2007, precedente allagamento sempre molto vasto, venne nominato un commissario, vennero stanziate risorse ad hoc, vennero fatte delle opere che sono state utili ma che adesso forse hanno necessità di essere ampliate. Senza ristori e senza il riconoscimento dell'emergenza da parte del governo, il Comune è pronto alla grande mobilitazione, conclude Dori. Sono necessari milioni e milioni di euro, ovviamente i comuni non hanno queste risorse e quindi l'appello è di avere la giusta sensibilità, la stessa coesione territoriale perché queste persone possano domani dire è caduta tanta pioggia ma non è successo niente.
Servizio di Anna Maria Parisi, vediamo dal Corriere delle Alpi una polemica su una proposta di una centrale elettrica sul Vajont. Lì sotto ci sono i morti, dicono all'Ungarone, è una questione di etica, non solo di ingegneria. Una storia, la storia di Lisa e del compagno Federico e della loro piccola Greta nata in casa. Sono stato guidato al telefono dall'ospedale di Oderzo, sembrava di essere in un film, racconta ancora emozionato il neopapà. L'ambulanza tempestivamente è arrivata, solo che Greta aveva troppo fretta di nascere e praticamente è nata alle braccia del papà. Lisa Zambon stringe tra le braccia la sua piccola Greta, nata 8 giorni fa qui nella villetta di Maserada. La mamma, alla 39esima settimana di gravidanza, fino a quella notte del 18 febbraio non aveva avuto alcuna avvisaglia. Il parto era previsto tra il 20 e il 25 febbraio, al punto che il giorno prima, con la figlia e il compagno, aveva assistito alla sfilata dei carri a Treviso. Rientrata a casa inizia ad avvertire alcune contrazioni, ma distanziate tra loro. Solo intorno all'1 di notte iniziano a farsi più frequenti. Lisa capisce che Greta sta per nascere. Mentre arrivano i suoi genitori, il compagno prepara la borsa per l'ospedale, ma non c'è tempo, la piccola deve nascere. La coppia chiama la sala parto dell'ospedale di Oderzo. Gli operatori al telefono con Federico lo guidano. Mi ha spiegato passo per passo come devo fare, allora ho chiesto anche a mia suocera, che era lì in fianco, se poteva prendermi degli asciugamani caldi in maniera da avvolgerla poi dopo. Guidato, altrimenti non sapevo neanche io come prendere in mano la situazione, niente. È come vivere un film. Ma non è un film, in pochi minuti Greta è tra le braccia del papà. Quando mi è nata tra le mani l'ho subito messa in grembo alla madre e mia suocera ha messo gli asciugamani caldi e da lì a 5 minuti sono arrivati i medici dell'ambulanza. Tutta la tensione si scioglie, i genitori possono finalmente stringere la loro secondogenita. Ho partorito nel letto effettivo che sarà il futuro letto di Greta, nella sua cameretta. Quindi è stata bellissimo. Quando ho visto nascere e uscire Greta ho detto ok, è nata. Non mi sono resa conto di niente, non ho pensato che potesse andare male qualcos'altro. Ecco, è andato tutto bene. Io ero preoccupato che non avesse emorragie, che non avesse altri problemi, che anche la bimba stessa, insomma, il prenderla in mano, in braccio, mentre esci, c'è sempre un po' di pensieri. I medici, dopo aver sottoposto ai primi controlli mamma e bimba, le trasportano al Cafoncello. Entrambe stanno bene e dopo 36 ore possono rientrare a casa. L'unica mia paura è stata che non si svegliasse la bimba di 3 anni dalle urla mie e dal via va dei medici che sono arrivati. Noi volevamo andare in ospedale, fare un parto tranquillo, in sala parto, seguito dai medici, invece ho dovuto fare io il medico, l'ostetrico. Il pensiero e il grazie di Lisa e Federico va a chi è stato loro accanto in quei momenti, ad iniziare dal personale della sala parto dell'ospedale di Oderzo. Siete stati meravigliosi, diciamo, nell'assisterci telefonicamente fino alla fine, finché non sono arrivati i soccorritori, dalla guardia medica all'ambulanza, ecco, che ci hanno trasportati all'ospedale, e tutto il reparto di ostetricia di Treviso. Una bella storia raccontata da Francesca Bozza, e adesso torniamo sulla morte di un uomo che si era ucciso nel canale Musestre a Roncade, e prima di togliersi la vita aveva però lasciato disposizioni perché 600.000 euro andassero al suo comune, a Roncade. Prima di togliermi la vita preciso alcune cose. 1. Non ho nessun problema economico. 2. Nessun problema sentimentale. L'atto che mi appresto a compiere è semplicemente dovuto al fatto che non mi ritrovo più nel mondo di oggi. Pertanto
non ho più alcun interesse a vivere. È una lettera a cuore aperto quella che Vittorio Varniera ha scritto al comune di Roncade prima di togliersi la vita, a quella comunità a cui ha lasciato buona parte dei suoi beni, 600.000 euro tra appartamenti e contanti, risparmi di un'esistenza sempre condotta con estrema dignità e quasi in disparte. Vittorio era una persona distinta, era una persona per bene, sempre pronta con il saluto, una persona anche un po' riservata, sì, ma nulla che lasciava presagire a un gesto simile. Il corpo del 75enne venne ritrovato il 4 settembre 2025 nelle acque scure del Musestre, a ridosso della Treviso Mare, alimentando anche un giallo. Per oltre 48 ore, infatti, quel cadavere restò senza un nome. In un primo momento non si escluse nemmeno una morte violenta, eppure l'incidente. Poi la verità affidata a 3 pagine scritte fitte, lucide, taglienti, lette nell'ultimo consiglio comunale e trovate nel suo appartamento di via Daria Biancade, una casa divenuta nel tempo quasi una gabbia con il passato che soverchia ogni afflato di futuro. Il mio problema è che non voglio frequentare ambulatori, ospedali, strutture sanitarie, case di riposo ed altro. Ne ho viste troppe nella mia vita, assistendo i miei familiari e altre persone. Altra cosa importante è che non voglio essere di peso a nessuno. Anzi, chiedo umilmente scusa a tutte le persone che verranno coinvolte nel mio caso. Comunque c'è denaro sufficiente per pagare qualsiasi spesa. Si augura un mondo migliore, Vittorio, in questo momento in cui sta letteralmente impazzendo. Questa è l'espressione usata nel suo congedo. Dei 600.000 euro, oltre 300 andranno alle associazioni benefiche del territorio e a quelli che sono stati indicati come centri per la lotta contro le malattie, con il comune ora chiamato a sciogliere dei nodi burocratici in una storia che di burocratico ha davvero ben poco. È un gesto che ha destato grande impressione in tutta la comunità, ma deve farci anche riflettere, deve farci anche preoccupare come amministrazione, perché capiamo che ci sono tante fragilità che molte volte non si riescono a capire e a interpretare. Così il sindaco di Roncade, presidente della provincia di Treviso, Marco Donadele, è un testamento impressionante, perché in effetti era un uomo che non aveva problemi economici, non aveva problemi sentimentali, non era conosciuto come un malato da curare, e si è tolto la vita perché non si ritrovava più in questo mondo. È davvero, ha ragione Donadelle, c'è di che riflettere. Parliamo anche adesso di una scoperta dei ricercatori del Bo di Padova, secondo cui le acque sono più inquinate dopo la pioggia ed è necessario intervenire quindi sui canali urbani. Francesco Rattai. L'acqua dei canali interni della città di Padova, dopo le piogge, è più inquinata. A dirlo una ricerca pubblicata dal Journal of Environmental Management, redatta da un team internazionale guidato dai ricercatori dell'Università di Padova. Lo studio, durato 2 anni, presenta la Città del Santo come esempio di rilevanza internazionale, in quanto i canali cittadini sono regolati per difenderla dalle piene. Queste manovre idrauliche, però, isolano la città aumentando l'inquinamento dell'acqua. Padova si trova fra 2 fiumi e quando piove viene isolata da alcune paratoie che servono a proteggerla dalle piene, quindi viene isolata dai fiumi e quindi questi scarichi di inquinanti che vengono a norma di legge finiscono dei canali urbani dove l'acqua è essenzialmente stagnante, e questa caratteristica di Padova unica rende i problemi molto più intensi. 2 le vie per risolvere la situazione, una strutturale: vanno investiti soldi per rinnovare le infrastrutture che regolano i flussi dei canali interni. Non solo questo però, perché è necessario che tutti gli enti che sono coinvolti nella gestione delle acque interne dialoghino tra di loro. Creare tavoli di confronto permanenti fra enti che si occupano di acqua, che hanno obiettivi istituzionali molto diversi, settoriali, perché in Italia funziona così, ma per risolvere il problema della qualità dell'acqua nei canali di Padova, questi enti lavorino assieme in modo essenzialmente interdisciplinare, e quindi vanno creati tavoli di confronto permanenti, che sarebbe una novità non solo per la nostra città,
in Italia per creare le basi di conoscenza e i protocolli gestionali per raggiungere questi obiettivi. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Edoardo Paris. Torniamo subito. Dal Corriere del Veneto una notizia che dimostra la ragione per la quale tanti compiono reati passando poi qualche giorno in carcere. Vediamo a Verona una rapina in una farmacia e il rapinatore che si costituisce dice: almeno in carcere avrò un letto. Ha riferito di vivere una situazione di disagio, avevo bisogno di un tetto sulla testa. Vietata la vendita ai residenti in provincia di Venezia dei biglietti per la partita di calcio al Tenni di lunedì sera tra Treviso e Clodiense. Per la prefettura è una gara a rischio. Stop alla vendita di biglietti ai tifosi ospiti per il match di lunedì sera allo stadio Tenni tra Treviso e Union Clodiense, valido per il campionato di Serie D. La prefettura trevigiana ha vietato l'acquisto dei ticket ai tifosi chioggiotti, ritenendola una partita a rischio visti i precedenti. Nel 2023 a Chioggia e a Treviso nel 2024 si erano infatti verificati dei disordini. In più la gara di lunedì sera potrebbe essere decisiva per la promozione in Serie C, visto che in caso di vittoria i biancocelesti andrebbero a più 16 punti rispetto agli avversari, loro diretti inseguitori in classifica, ipotecando il passaggio alla serie superiore. Partita ad alta tensione, quindi, da qui la decisione della prefettura che, sentito il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato l'accesso allo stadio ai tifosi dell'Union Clodiense e in generale l'acquisto dei biglietti a tutti i tifosi residenti in provincia di Venezia. Servizio di Lina Paronetto, e a Bassano arriva la Fiamma Paralimpica, un appuntamento da non perdere perché il 5 marzo attraverserà la città da Viale Venezia fino al Ponte Nuovo. Monica Smiderle. Il fuoco di Olimpia tornerà a scaldare la città di Bassano. Dopo il passaggio della fiaccola olimpica lo scorso 21 gennaio, ora tocca a quella paralimpica e così la città del Grappa sarà nuovamente protagonista il 5 marzo del viaggio della fiamma. Sicuramente sarà anche questo un grande successo. Io chiedo che i cittadini di Bassano, siccome la città sarà un po' tagliata in due per un periodo di un'oretta, siano così cortesi da aver pazienza e che anzi partecipino a questo evento applaudendo la fiamma paralimpica. 16 tedofori che porteranno la torcia lungo le strade di Bassano. Partirà alle 13:18 dall'incrocio tra Viale Venezia e Via Gaidon e proseguirà verso il centro città. Alle 13:30 in Viale delle Fosse è previsto un momento istituzionale nel belvedere del Caffè Italia. Poi la fiamma proseguirà verso Discesa Brocchi, Piazzale Cadorna per arrivare al Ponte Nuovo intorno alle 14. Durante la manifestazione le strade rimarranno chiuse e il passaggio della fiaccola accenderà i riflettori sulle Paralimpiadi. 5 gli atleti veneti che parteciperanno, tra loro anche Mattia Dal Pastro di Cassola, disciplina sci nordico. Sicuramente saremo tutti a tifare per Mattia, perché appunto sappiamo l'impegno che ha messo anche per prepararsi a questo evento. È una soddisfazione per Cassola comunque il passaggio della fiaccola, perché è anche un momento, diciamo così, di riflessione sull'inclusione. Questo per noi è un valore molto importante. Le medaglie, certo, sono solo la parte finale di tutti i sacrifici che gli atleti hanno fatto. Un grandissimo in bocca al lupo e che saranno di esempio, di traino, spero, per altre persone. Alpini armati fino ai denti a bordo di gommoni che sono sbarcati sulla riva del Brenta. Vediamo.
Gli alpini sbarcano a Ponte Vecchio, nel vero senso della parola, perché improvvisamente tra turisti e bassanesi a passeggio sul ponte la sorpresa è tanta. Sulle acque del Brenta spuntano i barchini militari, a bordo soldati armati di tutto punto, con tanto di mascheramenti del viso per mimetizzarsi tra la vegetazione delle sponde. Sbarcano, si dispongono lungo la riva per proteggerla dalle minacce nemiche, è un'esercitazione. Loro sono gli alpini che stanno terminando le 11 settimane di addestramento nella scuola militare di Aosta. L'attività tattica per il superamento di un ostacolo naturale fluviale che avviene sul fiume Brenta vede gli allievi del corso Mita al Padomello 3 avvicinare e attraversare appunto un corso fluviale mediante l'impiego di barchini a pagaie e la messa in sicurezza di una spiaggia mediante la presa di terra. Si muovono veloci, si guardano le spalle, con la divisa mimetica, l'elmetto e il mitra puntato. Intanto dal ponte foto e video si sprecano. Gli alpini vogliono mostrare ai cittadini cosa sanno fare, come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Esercitazioni di solito confinate in zone impervie dove nessuno li vede. Qui invece lo scenario è ben diverso, in mezzo alla gente. Le marce in montagna avvengono in assetto tattico, in ambiente invernale innevato, con l'impiego di ciaspole, sci e ramponi. Al termine delle marce, in prossimità dei sacrari militari, la compagnia rende gli onori ai caduti. Gli allievi sono inoltre impegnati in attività ginnica giornaliera che li vede correre per il centro storico di Bassano, incontrando le scolaresche del luogo. Terminato il corso, questi alpini saranno destinati ai vari reggimenti, a Feltre, Belluno, Vipiteno, Pinerolo, Cuneo, tutte città in cui il legame con gli alpini è stretto, di amore e di grande stima per le penne nere. Viva gli alpini, servizio di Federico Fusetti. Adesso una nostra intervista esclusiva di Lorenzo Maier a Roberto Cicutto, che è il nuovo presidente della giuria del premio Campiello. Roberto Cicutto, produttore cinematografico veneziano di nascita con casa anche a Roma, già presidente apprezzatissimo della Biennale di Venezia, nonché presidente del Consiglio di Sorveglianza SIAE, vincitore tra l'altro nel suo palmarès personale del Leone d'Oro nel 1988 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il film La leggenda del Salto Bevitore di Ermanno Olmi, il nuovo presidente della giuria dei letterati della 64esima edizione del premio Campiello, il premio di Confindustria Veneto che entrerà nel vivo da maggio con cerimonia finale e premiazione a settembre al Palazzo del Cinema del Lido. Ecco la nostra intervista esclusiva. Nuova avventura, ho già incontrato i miei compagni di banco giurati, sono tutte persone straordinariamente non solo capaci, preparate, intelligenti, ma anche molto legate a questo premio, sia quelli che c'erano prima che quelli che sono arrivati con me adesso. Quindi speriamo di far bene. A maggio ci saranno, immagino, le prime cose ufficiali. E a fine maggio ci sarà la famosa cerimonia pubblica per la cinquina, per la dichiarazione dei libri che vanno in cinquina. Dovrei leggere tanti libri. Sì, ma quello non è una cosa che faccio solo da adesso perché l'ho sempre fatto. Ecco, il libro come oggetto è un bel oggetto, c'è futuro per il libro cartaceo? Guarda, è come il cinema che si dice sempre, le nuove tecnologie, se finito tutto, eccetera. Il libro, finché ha bisogno, come diceva un grande Benjamin, che nell'epoca della riproducibilità meccanica dell'opera d'arte, se manca aura, quindi il sentimento e la capacità creativa, non si va da nessuna parte, continuerà ad esistere perché avrà sempre bisogno della capacità creativa e dell'intelligenza umana. Roberto Cicutto al microfono del mitico Lorenzo Maier. Gli ospiti di questa sera a Focus: Pietro Dalla Libera, Alberto Montagnier, Paolo Pizzolato, Laura Puppato, Stefano Valdegamberi e Cristian Zara. Se volete partecipare a Focus, apriamo le porte a tutti, potete scrivere alla mail focus@medianordest.it. Se volete dire la vostra, proponetevi per una serata e potete venire in studio e confrontarvi, parlare con politici e imprenditori. Grazie a tutti, ci vediamo stasera a Focus, grazie a Tony Esposito e a Edoardo Paris in regia, ci vediamo stasera, arrivederci.